Sindaco, ecco l'occasione, oggi un incontro di nuovo con Supreme per fare il punto della situazione, ma vorremmo anche parlare delle problematiche che Naro sta avendo con questo alto numero di malati Covid, e lei ha fatto anche un appello, le due cose distinte. Sì, intanto siamo qui convocati dalla Prefettura per fare il punto su questo progetto Supreme che, vorrei ricordare, vuole semplicemente essere un aiuto alle persone che lavorano nelle campagne, perché è un progetto voluto dalla Regione e i comuni interessati sono stati individuati dalla Regione. Quindi noi, ma con grande piacere, abbiamo messo a disposizione i nostri luoghi, quello che potevamo mettere a disposizione per poter far decollare questo progetto, che ripeto non è un apparato di non so che, di controlli, come qualcuno maldestramente sta mettendo in giro e vuole fare capire, ma una doverosa assistenza alle persone di colore che vengono di solito reclutate per lavorare in campagna, e quindi mettono a disposizione, perché l'assessorato regionale che mette a disposizione un'equipe che è composta da una psicologa, da un operatore legale, da un medico, da un mediatore culturale, e quindi non si devono stravolgere le cose, perché questo vuole significare e questo sarà. Sempre che insomma poi ci sia, bisognerebbe che a volte insomma prima di parlare cerchiamo di comprendere bene le cose. Poi lei mi faceva l'altra domanda per quanto riguarda l'aumento dei casi Covid nel mio comune. Io devo dire sono sinceramente allarmata, mi sono anche interfacciata con il dottore Zappia, ma anche con tutti gli altri operatori, la dottoressa Bosco in primis, per comprendere cosa c'è da fare. Lo diciamo in tutte le salse, bisogna vaccinarsi. Non ce n'è altre soluzioni. Intanto bisogna vaccinarsi, perché abbiamo visto che nelle persone che sono vaccinate le conseguenze sono meno letali. Poi ci sono altre situazioni che noi dobbiamo assolutamente attenzionare. Non si può uscire senza mascherina. Ora anche c'è l'ordinanza del Presidente della Regione, anche nei luoghi aperti bisogna averla sempre a portata di mano, perché appena c'è un piccolo assembramento bisogna fare. Io devo dire che ho dato disposizione al comando dei vigili urbani intanto di vigilare, perché per esempio nel mio comune ci sono molti esercenti, mi dicono, ma qualcuno lo vedo pure io, che non indossano la mascherina, quindi se non la indossano loro, men che meno la fanno indossare a coloro i quali vanno a fare gli acquisti. Allora, che dobbiamo fare? Noi rischiamo, come Naro, seriamente di diventare nuovamente zona quantomeno arancione. E allora noi dobbiamo usare questa, per la salute di tutti, per non infierire ancora nei confronti delle attività produttive, ma anche le attività produttive ci devono aiutarci a far comprendere agli altri quanto è importante il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine. Che Dio ce la mandi buona.